Piemonte appoggiano l'emendamento della Lega per rivedere lo stop ai mezzi diesel Euro 5. Da ottobre l'allarme di Federcarrozzieri e Mondo Economico, conseguenze pesantissime. Individuato dai carabinieri il vandalo che aveva tappezzato Federoba di svastica apparse nei mesi scorsi in vari punti del paese, suscitando rabbia e sdegno. Ha denunciato un 29enne, in casa i carabinieri gli hanno trovato 35 bombolette spray. Fingendosi un ufficiale dei carabinieri era riuscito a convincere un anziano di Cornuda a farsi dare un bottino da 32.000 euro. La vittima salvata in extremis dal direttore della banca, ha denunciato un 19enne campano. La tensione tra Lega e Fratelli d'Italia sul tema sicurezza. Ieri sera Ringa, il sindaco di Treviso, è tornato a rivolgersi ai meloniani chiedendo lealtà. Intanto promuove i primi giorni di zona rossa a Treviso. Il muro alzato da Forza Italia sul terzo mandato assume toni sempre più forti nel centrodestra, con Tajani che evoca Mussolini e Hitler. La reazione del Carroccio: abbassare i toni. Intanto però il generale Vannacci, oggi a Belluno e Treviso, rischia di creare ulteriori malumori nel Carroccio Veneto. Sul terzo mandato infatti ribadisce la sua linea: non si cambiano le regole in corsa. Lutto nell'associazione Trevisani nel Mondo per la scomparsa di Guido Campagnolo. Aveva 79 anni, colonna dell'associazione, l'aveva guidata dal 2013 al 2021. 48 ore alla Triveneta del Centenario a partire verso Conegliano, pronta anche la festa, anche i muri delle storiche salmerie di Vittorio Veneto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano il caso diesel Euro 5, perché mentre i governatori di Veneto, Lombardia e Piemonte appoggiano l'emendamento della Lega per rinviare di un anno lo stop ai mezzi, appunto diesel Euro 5 da ottobre, l'allarme di Federcarrozzieri e Mondo Economico, conseguenze pesantissime. L'allarme arriva da Federcarrozzieri. Lo stop alle auto Euro 5 dal 1° ottobre farà da effetto tsunami sul mercato automotive, facendo schizzare alle stelle i prezzi dell'usato, con rincari anche per le auto nuove. In Veneto si parla di oltre 340.000 veicoli che rischiano di rimanere fermi nei giorni feriali dalle 8.30 alle 18.30 nei comuni sopra i 30.000 abitanti. La richiesta della federazione è che la Regione Veneto vari degli incentivi per l'acquisto di vetture ecologiche o dicono sarà il caos. Il blocco dei veicoli diesel Euro 5 coinvolge auto non troppo obsolete immatricolate tra il 2009 e il 2015, anno in cui si entrò con lo standard Euro 6. Nella provincia di Treviso la misura colpisce il capoluogo e Conegliano. Molto critico il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Mario Pozza, che riflette sul tema in modo globale. Sappiamo che ormai la Commissione europea e l'Unione europea ha preso questa strada, a mio avviso troppo velocemente, perché avendo l'opportunità di girare per il mondo non è che si salvi il mondo solo che una parte dell'Europa, o tutti fanno un percorso come stiamo facendo noi, altrimenti se vedessero cosa c'è in giro per il mondo, che 14 girano e cosa inquinano, e questo sta mettendo in crisi le nostre aziende. Vediamo qual è il settore adesso come l'automotive, che è inchiodato, e le grandi case europee sono inchiodate. Non solo prezzi alle stelle per l'usato, ma anche il nuovo subirà un rialzo presso i concessionari in un mercato già vessato da pesanti rincari per l'energia e per la guerra in Ucraina. Basti pensare che in Italia il prezzo di un'auto è passato da una media di circa 21.000 euro del 2019 ai 29.300 del 2024, con una crescita del più 39,5%, e che il parco auto circolante nel bel paese è il più vecchio d'Europa. Nel frattempo il cortocircuito nel governo continua. La Lega con Salvini ha annunciato un emendamento al decreto infrastrutture per sospendere il blocco previsto ad ottobre, chiedendo anche una revisione del calendario con Bruxelles. Ma il ministro dell'Ambiente di Forza Italia, Pichetto Fratin, è chiaro: sono le regioni a dover prevedere i piani sulle emissioni. Diminuire le tasse ed aiutare i contribuenti ad acquistare nuovi veicoli sarebbe auspicabile, ma anche questa promessa fatta da Giorgia Meloni lascia il presidente Pozza perplesso, con la spesa per la difesa che sarà aumentata e quella per la sanità da ritoccare. Il governo che fa delle promesse o prospetta delle promesse che probabilmente sarà difficile creare, sui mandati dei governatori prima si dice no, poi si va al Consiglio di Stato, adesso si dice sì, e i programmi, qui si parla di uomini o si parla di programmi. Individuato dai carabinieri l'autore delle svastiche apparse nei mesi scorsi a Covolo di Pederobba.
Ma è uno schifo, cioè non so cosa neanche dire sinceramente. Che quei simboli là non è una bella roba, a me non mi piace. Avevano suscitato sdegno e preoccupazione le svastiche apparse tra marzo e aprile a Covolo di Pederobba. Le croci naziste erano comparse in vari punti della città, sopra una centralina elettrica, in 2 cabine dell'Enel e su una pensilina dell'autobus. I simboli di volta in volta erano stati prontamente rimossi dagli operai del comune, con il sindaco Marco Turato che aveva immediatamente denunciato i fatti ai carabinieri. Ora i militari dell'Arma hanno identificato il presunto responsabile. Si tratta di un 29enne del posto, pregiudicato e disoccupato, accusato di imbrattamento continuato di cose altrui. Ad incastrare l'uomo un paio di scarpe trovate dai carabinieri durante una perquisizione domiciliare. I successivi riscontri hanno appurato che proprio quelle calzature erano state indossate durante uno degli episodi. Nelle abitazioni i militari hanno scoperto anche 35 bombolette spray di diversi colori. Fondamentali per l'identificazione i filmati di videosorveglianza urbana. Ai militari il grazie del primo cittadino di Pederobba. Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per l'indagine che ha svolto. Mi auguro che una volta che questa persona venga condannata paghi per ciò che ha fatto, non soltanto per il danno economico alle strutture pubbliche, quanto per il segno ignobile che ha disegnato appunto sui luoghi della frazione di Covolo. Non si fermano le truffe. Una 73enne di Cornuda, contattato da un finto carabiniere, ha rischiato di perdere 32.000 euro. A Spresiano numerosi cittadini contattati da fantomatici operatori telefonici che chiedono dati sensibili per il rinnovo dei contratti. Si è spacciato per un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri ed ha contattato un 73enne di Cornuda. Il truffatore ha indotto la vittima, attraverso una serie di scuse, a recarsi presso la sua banca, la filiale di Maser del Montepaschi di Siena, e a farsi fare un bonifico di ben 32.000 euro. A salvare l'anziano, il direttore dell'istituto bancario, che ha intuito l'inganno e ha bloccato l'operazione in tempo. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che hanno scoperto il raggiro. Denunciato in stato di libertà un 19enne campano, disoccupato e incensurato, accusato di tentata truffa aggravata. A Spresiano invece negli ultimi giorni sono arrivate numerose segnalazioni di cittadini raggiunti da telefonate di fantomatici operatori telefonici. Ci sono giunte proprio qui in comune alcune segnalazioni. È dovuto forse a tutti i lavori che stanno eseguendo in queste settimane? Forse sì. Tutti si spacciano per segreterie, direzione, telecom, team e propongono nuovi contratti che il più delle volte hanno dei costi altamente superiori a quelli che sono in essere. In alcuni casi sono stati chiesti dati sensibili. L'appello delle forze dell'ordine è di non comunicare mai dati personali telefonicamente se non si ha la certezza di chi sta chiamando. L'assessore Mestriner: prestate massima attenzione. Lo stesso sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, attraverso i social, aveva lanciato un allarme mettendo in allerta i cittadini. Questa è una nuova frontiera, delle truffe, che assieme a quella dell'incidente con il figlio, piuttosto che a quella di finti tecnici del gas o dell'elettricità che chiedevano di farsi dare le bollette, c'è anche questa che praticamente nei territori dove adesso stanno facendo lavori per il posizionamento della fibra, cosa che sta accadendo praticamente in tutto il Veneto e oltre, qualcuno cerca insomma di fare il furbo. Intanto continua serrata l'attività investigativa e confermata l'attenzione dell'Arma nel contrasto alle truffe, soprattutto quelle rivolte a soggetti vulnerabili mediante l'uso fraudolento di identità istituzionali. Festa di fine anno scolastico all'Odissea di Spresiano. I carabinieri fermano una 18enne, nella borsetta uno spray urticante. La musica, l'euforia degli studenti arrivati in massa all'Odissea per la festa di fine anno scolastico. Tra loro però girava anche una 18enne conosciuta alle forze dell'ordine perché già pizzicata a mettere a segno una serie di borseggi. A notare la ragazza tra i giovani che ballavano il personale di sicurezza della discoteca. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che sono arrivati sul posto in poco tempo. L'hanno quindi segnalata, è stata fermata dai carabinieri con 2 orecchini
che erano state rubati nel pomeriggio in tabaccheria, quindi erano 2 orecchini di bigiotteria e in più uno spray urticante che solitamente viene utilizzato in questi locali per creare un po' di parapiglia, nella circostanza appropriarsi di collanine o altre cose che vengono trovate poi dai ragazzi. Scoperta in tempo prima che mettesse in atto il suo piano, quello di appropriarsi di monili in oro, portafogli ed orologi di studenti ignari della ladra già nota alle forze dell'ordine. Conosciuta con piccoli precedenti penali, sempre per reati contro il patrimonio, che quindi poi in ragione di questo è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato. Lo spray urticante è stato sequestrato, gli orecchini rubati ad una tabaccheria di Spresiano verranno restituiti al legittimo proprietario. Durante la serata di festa i carabinieri hanno anche effettuato un controllo nel parcheggio della discoteca. Sono stati trovati e sequestrati 0,25 grammi di hashish in possesso di un 17enne residente a Belluno che è stato segnalato alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. L'attività rientra nei consueti servizi di prevenzione e controllo messi in atto dall'Arma, finalizzati a garantire la sicurezza dei giovani e contrastare ogni forma di illegalità in occasione di eventi aggregativi di massa. Agenzia immobiliare completamente sconosciuta al fisco, 1 milione di euro di tasse evase, denunciato dalla Guardia di Finanza il titolare. Un'agenzia immobiliare specializzata nella consulenza in materia di asti immobiliari, sede principale a Conegliano, ma attiva anche nelle province di Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna. Un giro d'affari importante, numerosi clienti, peccato che fosse sconosciuta al fisco italiano e avrebbe evaso oltre 1 milione di euro. A scoprirlo la Guardia di Finanza, che ha portato alla luce elementi rilevanti sotto il profilo penale e tributario in capo alla società. Denunciato il titolare, l'uomo aveva aperto un ufficio a San Marino, ma l'attività operativa era in Italia. La società ovviamente è una società di diritto sammarinese. Presso San Marino vi era una società, c'era un ufficio, c'era una sede, ma l'attività di indagine prima e poi l'attività di verifica successivamente ha permesso di ricostruire il volume d'affari generato in Italia, che ammontava per l'annualità 2022 al 2024 a circa 6 milioni di euro ed era stato totalmente prodotto qui in Italia attraverso soggetti italiani nei confronti di una clientela italiana. Le sole funzioni di fatturazione in incasso dei ricavi erano invece accentrate dalla sammarinese, che si faceva pagare dai clienti su un suo conto corrente detenuto presso una banca di quel paese. Il titolare dovrà rispondere del reato di omessa dichiarazione e, al fine di valorizzare compiutamente sotto il profilo fiscale le risultanze emerse nel corso delle investigazioni, è stata anche avviata un'attività di verifica nei confronti dell'azienda sammarinese. Gli elementi raccolti erano sicuramente convergenti e importanti. È stata interessata l'autorità giudiziaria che, condividendo l'apparato, l'impianto probatorio che era stato acquisito preliminarmente, ha disposto una perquisizione presso la sede occulta, la stabile organizzazione occulta della società sita a Conegliano, e a seguito di questa attività di perquisizione sono stati acquisiti ulteriori elementi che poi hanno permesso di ricostruire in maniera completa il volume d'affari della società sammarinese prodotto in Italia. L'odierna operazione si inserisce nella quotidiana attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto dell'evasione fiscale, in questo particolare caso anche di carattere internazionale, fenomeno che sottrae risorse a danno delle fasce sociali più deboli e costituisce un grave ostacolo allo sviluppo economico, poiché distorce la concorrenza minando il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato. La politica con la tensione tra Lega e Fratelli d'Italia sul tema sicurezza a Treviso. Ieri sera a Ringa il sindaco Mario Conte è tornato a rivolgersi ai meloniani chiedendo lealtà, intanto promuove i primi giorni di zona rossa in città. L'appello che faccio a Fratelli d'Italia è quello di rientrare nel perimetro di un comportamento leale e corretto, che deve essere reciproco, e andare avanti. I cocci sono ancora da ricomporre, la frattura lascia segni tuttora evidenti. Sicurezza, zone rosse e Fratelli d'Italia, il menù di queste settimane a Casugana. Così, mentre si attende un nuovo incontro con i vertici provinciali dei meloniani, a Ring Mario Conte prova a sintetizzare i giorni di attacchi e contrattacchi, passeggiate per la sicurezza e frizioni. Non c'è la necessità davvero di altre zone rosse in città? No, ma tra l'altro voglio dire, c'è stato anche una chiacchierata assolutamente amichevole tra il questore e il capogruppo di Fratelli d'Italia
di Bertolazzi, che ha spiegato quelle che sono le caratteristiche delle zone rosse e le condizioni per poterle applicare, no? Questo per evitare illusioni ai nostri cittadini, cioè sul tema della sicurezza noi dobbiamo essere estremamente seri e non fare propaganda. Il tono è morbido, le parole meno, ma per il primo cittadino la questione è una sola: la zona rossa nel quadrante di via Roma sta funzionando, spiega, anche per la percezione di sicurezza di chi ci vive e ci abita, e ha un senso in quanto a ridosso della stazione ferroviaria e degli autobus. L'atteggiamento dei meloniani, Conte se lo spiega così. Abbiamo tutti una grande sensibilità sul tema della sicurezza e siamo tutti volenterosi di fare bella figura nei confronti dei nostri elettori, ma la bella figura la si fa proponendo qualcosa di realizzabile, non illudendo le persone che si possono allargare, cambiare, aumentare le zone rosse. La zona rossa è stata istituita dai professionisti della sicurezza, quindi prefetto e questore. Tutte le altre proposte non sono, purtroppo non si possono prendere in considerazione, e quindi andare dai cittadini o far sentire ai cittadini che proponi una zona rossa laddove non si può fare, io non lo reputo un comportamento serio. Massima disponibilità al confronto, massima apertura per valutare iniziative, proposte, idee e anche critiche se ci sono all'interno della maggioranza, però il tutto deve venire all'interno della maggioranza e non sugli organi di stampa. Più di qualcuno avanza l'ipotesi che dietro l'attacco ci sia un tentativo di indebolirlo politicamente, allargando lo scontro allo scenario delle regionali, ma il sindaco è il primo a non crederci, anche perché ribadisce: io resto a Casugana. Non voglio saperne. Lei si era reso disponibile. Come tutti i militanti, come io ho detto, i militanti della Lega sono sempre pronti se il partito chiama, anche lei certamente. Da quella frase è partito poi un dibattito interno che in questo caso non voglio evitare e non voglio essere tirato in ballo. Io sono sindaco di Treviso. E da sindaco è chiamato a fare gli onori di casa in queste ore al generale Roberto Vannacci in tour in Veneto e anche a Treviso. Un Vannacci che non è più soltanto l'indigesto candidato alle europee, criticato da molti esponenti del Carroccio anche della Marca, ma il vice segretario federale della Lega, braccio destro di Salvini. Io giuro farò di tutto per esserci, però ho degli impegni istituzionali proprio concomitanti con l'orario, però insomma essendo anche vice segretario federale cercherò ho anche piacere di andargli a dare il benvenuto a un europarlamentare, a una persona che ha un grande consenso. Come avete sentito, di terzo mandato ha parlato anche il vice segretario della Lega, il generale Vannacci, in Veneto oggi a Belluno e Treviso. Sentiremo le sue dichiarazioni tra pochissimo nella pagina proprio bellunese. E a proposito di terzo mandato, il muro alzato da Forza Italia assume toni sempre più forti nel centrodestra, con Tajani che evoca Mussolini e Hitler sullo stesso tema, e l'ipotesi slittamento elezioni. Anche il PD attacca: superata ogni decenza, il governo calpesta le istituzioni. La bomba la sgancia il vice premier e numero 1 di Forza Italia Antonio Tajani in mattinata. 2 mandati sono sufficienti perché non servono incrostazioni di potere. Non è una questione di volontà popolare, anche Hitler e Mussolini avevano vinto le elezioni. Un presidente di regione nel suo territorio ha più poteri di quanto ne abbiano il presidente del Consiglio e il presidente della Repubblica sul territorio nazionale. Quindi, troppo tempo seduto su una poltrona vuol dire rischio di autoritarismo. Se lo scontro con la Lega nel centrodestra fosse una corsa, si potrebbe dire che Forza Italia ha superato Fratelli d'Italia con uno sprint come nemmeno l'Usain Bolt dei tempi d'oro. Certo, che gli azzurri non siano mai stati favorevoli al terzo mandato è cosa nota, ma i toni sono sempre più forti, proprio nei giorni in cui i meloniani invece hanno aperto lo spiraglio. Zaia incassa le parole di Tajani e rilancia con aplomb. Io immagino che non sia proprio così, dopodiché ognuno la pensa come vuole, nel senso che poi il consenso popolare, lo diceva Rousseau, nel contratto sociale il popolo ti dà la delega e quando non lo rappresenti più ti toglie la delega. Non è che il numero dei mandati ti legittima subito ad andare a governare, devi sempre andare alle elezioni. E ci sono posizioni di contrarietà di un partito rispetto a una proposta di un altro e viceversa, accade sempre così, poi troveranno una soluzione se decidono di trovarla, se decidono di non trovarla non verranno sbloccati i mandati e poi ognuno prenderà le proprie decisioni. Meno morbido il capogruppo del Carroccio a Ferrofini, che parla di parole stonate da parte di Tajani. Soprattutto dette da chi ogni giorno ci insegna su come dovremo tenere unito il centrodestra. Fanno un po' braccetto con quelli che sono gli attacchi quotidiani che Forza Italia ci fa in Veneto da più di un anno. Suggerirei a tutti di tenere il profilo molto basso. Andare a scomodare dei periodi storici bui del nostro paese sicuramente non aiuta,
e sicuramente non aiuta un percorso che sia calmo e ordinato verso la prosecuzione della legislatura. In ballo c'è l'ipotesi di uno slittamento delle elezioni alla primavera 2026 per il PD, un fatto gravissimo. Si è superato il limite della licenza. Ancora una volta il centrodestra, a pochi mesi dalle elezioni regionali, tenta di riaprire in questa discussione e lo fa calpestando la dignità delle istituzioni, lo fa per interessi di parte, lo fa per le liti che ci sono al proprio interno, quando è del tutto chiaro che la Corte Costituzionale ha stabilito che c'è un limite dei mandati e che non si possono certo spostare le elezioni per volontà di una parte politica. E poi ci sono loro, i meloniani del Veneto, che hanno sempre puntato alla guida regionale e che ora si trovano paradossalmente ad essere spettatori di quanto i loro vertici romani stanno decidendo. E mentre il sondaggio di Ring vede tra gli elettori di centrodestra una valanga di sì per la riapertura della partita, il mantra di Fratelli d'Italia da giorni è uno solo: discutere una cosa, decidere un'altra, anche perché la questione terzo mandato non riguarda soltanto il Veneto. Quando poi andiamo a parlare di leggi sul terzo mandato e quant'altro, bisogna anche porle anche per le altre regioni. E quindi io mi chiedo, ma il Parlamento che domani mattina dovrà legiferare in fretta e furia, perché adesso credo poco ai decreti fatti così dal giorno alla notte, ma il Parlamento che va a legiferare, una serie di coalizioni che però hanno, ognuna di queste, una partita aperta sui propri candidati. E quindi io ritengo che sulla questione del terzo mandato non siano cambiate le cose, che si sia discutendo può esserci tranquillamente. Dal 2013 al 2021 è stato presidente della Trevisani nel mondo. Si è spento oggi all'età di 79 anni Guido Campagnolo, una vera e propria colonna portante dell'associazione che lo ha visto partecipe prima a lungo tempo come consigliere e poi al vertice. Da sempre vicino alla tematica dell'immigrazione, avendo nella sua famiglia testimonianze dirette, ha scritto la Trevisani in una nota su Facebook: con passione e forte coraggio si è fino all'ultimo dedicato al mondo del volontariato e alla nostra comunità, guidato dai valori della Trevisanità e con grande spirito di servizio. Siamo vicini alla sua famiglia in questo triste momento. Campagnolo è stato sindaco del comune di Cairano San Marco dal 1990 al 2004 per 3 mandati, oltre ad essere stato presidente della conferenza dei sindaci dell'ex ULS 8 e ha fondato l'associazione sociosanitaria Amici del Cuore. Nell'agosto 2024 il presidente del Veneto Luca Zaia lo ha insignito del premio Eccellenze Venete nel mondo per il suo servizio alla comunità. E noi adesso ci fermiamo per la pubblicità e subito dopo andremo a vedere come le sezioni si preparano alla Triveneta di Conegliano. Tra poco. Rieccoci in diretta. Tra denatalità e chiusure inevitabili, l'assessore Gloria Sernagiotto del Comune di Treviso fa il punto sulla fine dell'anno scolastico per gli istituti del Comune di Treviso. Si chiude un anno pieno di progettualità per le scuole di primo grado cittadine, ma anche con qualche riassetto per l'anno che verrà. La denatalità in primis, ma anche la necessità di rendere i plessi più efficienti. L'assessore alle scuole, Gloria Sernagiotto, traccia il percorso intrapreso dall'amministrazione. Noi siamo una città che ha una popolazione studentesca sicuramente importante ancora in termini numerici, ma che decresce ogni anno come sta accadendo un po' dappertutto. Quest'anno abbiamo dovuto chiudere un plesso, ricordo che scuole primarie nel territorio di Treviso ce ne sono 23 e abbiamo più di qualche plesso che è sottodimensionato in termini di numeri di bambini, quindi sono stati accorpati 2 plessi vicini a meno di 1 chilometro di distanza, entrambi sottodimensionati in termini numerici e le Masaccio sono pronte ad accogliere i 27 bambini delle scuole Pascoli da settembre. L'assessore si riferisce in particolare alla chiusura della scuola Pascoli che verrà accorpata alla Masaccio, non senza qualche polemica nei giorni scorsi, anche se il percorso di accompagnamento era già stato programmato. Abbiamo proposto l'attivazione di un pulmino dedicato, di una navetta per spostare i bambini. Ora stiamo raccogliendo le adesioni perché chiaramente lo attiviamo se c'è un minimo di interesse da parte delle famiglie, però io sono convinta che questo, pur con il rammarico della chiusura di un plesso che ricordo non rimarrà chiuso ma verrà destinato a ospitare gli studenti dell'istituto Fleming, quindi comunque c'è una continuità scolastica di destinazione di quel plesso, ma io credo che alla fine per i bambini entrare in una scuola frequentata da altri loro coetanei, quindi un contesto più popolato, con maggiori occasioni di incontro, di confronto, sarà un'occasione, alla fine si rivelerà comunque positiva per loro. Particolare soddisfazione c'è per i numerosi progetti portati a termine che hanno coinvolto tutte le scuole.
Tantissime attività che tutte le nostre scuole della città hanno proposto, andando anche al di là della didattica tradizionale, ma cercando di veramente creare esperienze per i nostri giovani significative che possano accompagnarli nella loro crescita e che talvolta possono essere anche più efficaci rispetto alla didattica tradizionale, che non deve mancare, ma che va accompagnata da occasioni diverse per loro di mettersi in gioco, di conoscersi, di sperimentarsi. E allora è il momento di parlare della Dunata Triveneta di Conegliano, perché anche i muli delle salmerie di Vittorio Veneto si stanno preparando al grande appuntamento. Ci colleghiamo in diretta con Nicoletta Rizzetto e con il nostro Lucio Zanato. Buonasera Lucio. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Oggi in prima edizione eravamo in una sede di un gruppo vicino all'interno praticamente di una chiesa, qui invece siamo nella sede della sezione di Vittorio Veneto che è all'interno della stazione, quindi abbiamo cambiato però sempre sedi particolari. Presidente Casetta, voi qui avete ristrutturato, avete fatto un accordo col Comune e poi con le Ferrovie dello Stato e presidiate un luogo di sicurezza. Beh, assolutamente sì. Noi abbiamo incomodato d'uso questa stazione che era stata data al Comune delle Ferrovie dello Stato e il Comune l'ha data a noi per fare la nostra sede, quindi noi abbiamo pensato bene di ristrutturarla all'interno e dall'esterno. E di mantenere sempre accese queste luci, perché quando si tengono le luci accese, come dire, i malfattori se ne vanno. Assolutamente, poi per rincarare la dose il Comune ha dato nel piano sottostante anche la sede per i carabinieri in congedo. Quindi massima sicurezza. Quasi. Massima sicurezza. Noi siamo venuti qui perché se di giorno andiamo a conoscere i gruppi e come si stanno preparando i gruppi, qui invece veniamo a sentire come stanno andando le sezioni. E quando si parla di Vittorio Veneto si parla di salmerie. Come vi state preparando per Conegliano? Noi abbiamo organizzato per onorare la sezione di Conegliano e per onorare il Triveneto di programmare una camminata però particolare con i muli, con i nostri 5 muli delle salmerie, quindi partiremo sabato mattina alle 8:30 dalla sede della Protezione Civile, faremo l'alzabandiera classico e dopodiché ci incammineremo verso Conegliano, orario previsto a Conegliano ore 16 del pomeriggio. Perché poi arriverete in piazzale 4 novembre dove c'è il monumento, perché poi lì c'è l'accensione del tripode e poi il resto lo raccontiamo, perché sennò andiamo avanti fino a stasera. Sì, esatto. Ci sono talmente tante cose da seguire in questa Triveneta che non è male. A quante iscrizioni siete arrivate? Allora, ad oggi siamo a 90 persone, non sappiamo se sono tutti alpini, speriamo, anche con dei ragazzini, quindi al seguito dei muli ci saranno una novantina di persone con i genitori, quindi mamma, papà e bambino. Ma è tutto chiuso oppure se uno vuole partecipare? No, allora a questo punto le iscrizioni che abbiamo ad oggi sono 90, ma noi abbiamo previsto un cordone di sicurezza anche per 100-120 persone, quindi chi vuole partecipare non fa altro che presentarsi sabato mattina alle 8:30 qui e poi seguirà i muli nella camminata fino a Conegliano. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, l'attività arrivando verso Conegliano, proprio perché abbiamo parlato di sicurezza con la stazione, quindi gli alpini, e abbiamo parlato di Conegliano Triveneta. Adesso vi facciamo vedere il servizio che abbiamo realizzato oggi a Parè, dove c'è il sindaco Chies che lancia un chiaro messaggio a qualche malintenzionato. La macchina della sicurezza è stata messa in piedi in maniera esemplare, però ricordo a tutti che è una festa degli alpini con la loro storia e la loro tradizione, per cui invitiamo tutti a venire a Conegliano, saranno ben accolti, invitiamo a stare a casa tutti coloro che pensano di venire all'Oktoberfest o alla festa della birra, perché non è questo lo spirito con cui bisogna avvicinarsi a questa Triveneta. Chiaro il messaggio verso chi pensa di venire a Conegliano come se andasse all'Ombralonga. Festa sì, ma nelle regole alpine, che quotidianamente dimostrano le penne nere nelle attività dei gruppi, che conquistano non solo i cittadini, ma anche gli amministratori, come nel caso dell'assessore Brugioni che si è iscritta al gruppo di Parè. Mi hanno invitato ad essere giuria di un concorso per le scuole e lì mi hanno conquistato con la pasta asciutta, ma la pasta asciutta in una convivialità, e quindi trovi persone che ti sorridono e ti vogliono accanto a loro, e quindi mi voglio rendere utile. Il concorso è legato a questo disegno, ma soprattutto alla solidarietà concreta di questi alpini verso le scuole del quartiere.
Devolviamo ogni anno una cifra per materiale, libri, quaderni e cose, perciò tutto materiale che serve per i bambini, per la scuola. Gruppo che si distingue per 3 nomi con relative storie alpine. La prima è una delle 4 medaglie d'oro della sezione di Conegliano che il gruppo ha adottato. Luigi Spellanzon, alpino caduto in Africa, al quale è dedicato il viale principale d'entrata a sud della città. La seconda è quella del fondatore del gruppo nel 1973, Giovanni Zanella, con il figlio che ora ne è l'alfiere. Lui si disfava per gli alpini praticamente. Poi ho fatto l'alpino anch'io e quindi sono stato molto contento, insomma. Portando i valori di suo papà. Sì. Esatto. La terza è quella di Monsignor Fausto Scapin, che volle fortemente la sede del gruppo nell'ex canonica e un monumento agli alpini a fianco della chiesa, perché diceva: essere alpini è un po' come essere missionari. Possiamo dire che gli alpini incarnano per certi versi i dettami del Vangelo? Certamente, quello che è l'amore per il prossimo, il rispetto per la natura e anche proprio la dedizione fino a mettere gli altri prima di se stessi, quindi sì, incarnano sicuramente i valori evangelici. Eccoci qua, allora Nicoletta sta riprendendo il vessillo di sezionale Vittorio Veneto. Anche voi avete 4 medaglie d'oro. Sì, abbiamo 4 medaglie d'oro al valor militare, il Tandura, Luigino Tandura, il papà, e dopo abbiamo Bortolotto che è in condivisione con Conegliano e Pagliarin. E poi avete anche per il terremoto del Friuli. Abbiamo una medaglia d'oro per il terremoto del Friuli per i lavori che abbiamo fatto al cantiere numero 10 di Pinzano, ed altre medaglie d'oro sempre per la protezione civile. Ecco, una delle cose che capiterà durante la adunata triveneta è proprio la spiegazione, cioè spiegare cosa fanno gli alpini, cosa hanno fatto, cosa sono gli alpini. Allora c'è il centro studi che è in condivisione con le altre sezioni sempre del terzo raggruppamento. Sono con Valentino Denadai, che è proprio del centro studi. Sì. Cosa vedremo da sabato, in realtà anche da venerdì, però da sabato è aperto a tutti, è a Corte delle Rose? Allora, saremo presenti con un tabellone nel quale verranno descritte tutte le attività che abbiamo fatto quest'anno con le scuole primarie del mandamento vittoriese. Abbiamo interessato 52 classi per la bellezza di oltre 900 bambini. Che cosa vi avete raccontato? Allora, abbiamo suddiviso queste cose in 3 progetti. Il primo progetto era inerente al reparto Salmerie e quindi abbiamo spiegato, l'importanza che ha avuto il mulo nelle truppe alpine quando c'era ancora il servizio militare, e l'importanza che ha il mulo adesso per quanto riguarda il discorso dei rievocatori. In più abbiamo avuto la possibilità di portare una coppia di muli in cortile in maniera di far vedere proprio ai ragazzi e di fargli toccare realmente l'animale. Ecco, ma quali sono gli scopi dei centri studi? Perché uno dice, vabbè, mettete i cartelli, ma quali sono gli scopi? Allora, gli scopi primari del centro studi sono quello di ricercare, catalogare, inventariare e divulgare quella che è la storia e la cultura e le tradizioni degli alpini, ed è quello che cerchiamo di far capire nel modo più semplice, nel modo più giocoso possibile ai ragazzi delle primarie. E anche a tanti adulti che magari degli alpini conoscono poco, motivo per il quale bisognerà venire a vedere la vostra mostra insieme a quella delle altre sezioni in Corte delle Rose. Velocemente, perché una delle cose che noi faremo, seguiremo anche i cori nel corso del sabato come Reti Media Nord-Est, e io qui a nome di tutti i cori del Vittoriese ho Marco Carraro del Cor di Lana. Passo avanti, chiedo scusa. Voi dove canterete? Noi canteremo in chiesa San Martino a Conegliano, ovviamente alle 8:30. E poi? E poi, finito il concerto, insieme agli altri 2 cori che cantano con noi, ma insieme a tutti i cori che partecipano alla serata corale di Conegliano, ci dirigeremo verso la scalinata degli Alpini, dove è previsto un canto insieme che è assolutamente l'inno d'Italia, e dopodiché ci sarà anche l'inno degli Alpini, il 33, che faremo ovviamente tutti quanti assieme. Tutto questo a mezzanotte? Tutto questo 11:30 da programma, sappiamo che sforeremo. E noi saremo lì a raccontare tutto questo puntualmente, come ogni anno, come ogni triveneta degli Alpini. Però l'ultima parola, non me ne voglia il Presidente, ma tanto ci sentiremo di nuovo, la facciamo con il Sindaco, con Mirella Balliana. Sindaco, per lei
cosa significa avere gli alpini, diciamo così, a un tiro dal municipio, perché proprio vi vedete quasi quasi occhio a occhio. Sì, gli alpini diciamo sono fondamentali. Senza alpini in un comune, in una comunità è difficile starci, nel senso che loro sono sempre molto disponibili, sono sempre a servizio, ripeto, della comunità in vari ambiti, sia sotto l'aspetto sociale, ambientale, e quindi voglio dire danno un grossissimo contributo a Ma è vero che appena lei è stata eletta ha chiesto subito aiuto? Assolutamente sì, nel senso che ero in emergenza per quanto riguarda la manutenzione di un sentiero delle colline del Prosecco, il famoso cammino del Prosecco, e appena ho chiesto aiuto alla sezione appunto ANA di Vittorio Veneto sono intervenuti immediatamente. Bene, allora con questo bel esempio qui da Vittorio Veneto è tutto. Lì nello studio noi ci vediamo domani in prima edizione e andremo invece da un'altra medaglia d'oro del Conegliano, della sezione di Conegliano, la medaglia d'oro Maset. A te la linea. Grazie davvero a Lucio, grazie ai suoi ospiti e grazie come sempre anche a Nicoletta Rizzetto e di Alpini. Parleremo tra pochissimo nella pagina di Belluno e Provincia. Come vi avevo anticipato, tour Veneto del generale Vannacci, prima a Belluno e adesso in queste ore a Treviso. Belluno è tornato sul terzo mandato, ha detto non si cambiano le regole in corsa, resta della sua linea, rischiando di creare ulteriori malumori in Veneto. Pomeriggio bellunese per Roberto Vannacci, che tiene così a battesimo il gruppo cittadino dell'associazione Il Mondo al Contrario, ringraziando personalmente per l'invito Titti Monteleone, fondatrice del gruppo. Vannacci che si presenta da europarlamentare prima e da vice segretario della Lega poi, ma che non rinuncia al suo grado militare. Onorevoli, a Bruxelles sono tutti, di generale ce n'è solo uno, quindi meglio generale. Da vice segretario del partito, in un territorio in cui si discute del futuro del presidente di regione più amato d'Italia, qual è Luca Zaia, inevitabile chiedergli un'opinione sul terzo mandato. Non sono né a favore né contro, io sono per il rispetto delle regole e quindi per me ce ne possono essere 20 di mandati e secondo me bisogna dare voce alla sovranità popolare, che è quella che conta. Ma se qualche anno prima è stata fatta una regola per stabilire che 2 siano i mandati massimi, a quel punto la regola va rispettata. Se si vuole cambiare la regola, si cambia, assolutamente. Lei la cambierebbe? Però farlo sotto le elezioni sembra quasi un provvedimento ad personam. Intervistato sul Belvedere che si affaccia sul Piave, Vannacci, tornando a ragionare anche da militare, non si è fatto sfuggire l'occasione di citare il fiume sacro alla patria in tema di sicurezza. La sicurezza è un problema nazionale, nella maniera più assoluta, ma non la sicurezza nei confronti dell'ipotetica e fantasiosa invasione da parte dei russi. Peraltro qua vedo il Piave, ma non vedo soldati cosacchi abbeverare i loro cavalli nel Piave. Quindi la paura che i russi ci invadano è una fantasia di qualcuno, forse serve per rilanciare un piano industriale a favore della Germania. La sicurezza invece da noi è fatta dal numero di reati in continua crescita, soprattutto quelli rapitori, tipo i furti e le rapine, e guarda caso il 50% di questi reati è commesso dagli immigrati, che rappresentano l'8,5% della popolazione. Presentato anche a Belluno il risultato di un sondaggio della UIL teso a capire come stanno i veneti. Lavoro, sanità, sicurezza, sono queste le preoccupazioni che i veneti mettono al primo posto. Ambiente, casa, trasporti e istruzioni vengono dopo. A dirlo è un sondaggio effettuato dalla UIL intervistando 17.000 persone. I veneti stanno bene ma hanno i loro problemi. Noi abbiamo voluto capire da 17.000 di loro, quali problemi vivono. I 3 problemi principali sono il lavoro, la sanità e la sicurezza. In provincia di Belluno, con 2.000 intervistati, diversamente che nel resto della regione, per il 30% delle persone al primo posto tra le preoccupazioni c'è la sanità. A Belluno la sanità. Perché la sanità? Le terre alte. Il problema dei medici di base, come si raccontava adesso, è ancora di più, perché il comelico, l'alto cadore, eccetera, anche una persona che ha bisogno di andare dal medico ha una distanza enorme. Ecco che questi si riversano al pronto soccorso non avendo il filtro, magari vai con un'influenza un po' più forte, potevi curarti a casa e vai a intasare una sanità che è già purtroppo in difficoltà. Anche gli alpini di Belluno si preparano al raduno triveneto di Conegliano, alla dunata triveneta di Conegliano del prossimo fine settimana. Memori dell'esperienza in casa di 2 anni fa lanciano un pronostico sulle presenze nella città del Cima.
Se a Belluno siamo riusciti ad avere 40.000 persone, Conegliano, secondo la nostra valutazione, raddoppierà senz'altro. Si annuncia un raduno che farà storia, quello del centenario per gli alpini di Conegliano. E la sezione di Belluno con Feltre e la Cadore si stanno preparando per la 3 giorni dedicata al terzo raggruppamento. So che gli alpini è da tempo che si stanno organizzando, noi abbiamo suggerito eventualmente di utilizzare il treno per comodità e per semplicità anche di arrivare in centro senza problemi di parcheggio. Da Lagordino, che sono più scomodi, sappiamo che scenderanno dei pullman e quindi penso che sarà una grande affluenza sia del sabato ma soprattutto la domenica. Previsti camper ma anche tende nel più tipico stile alpino, non solo in città ma anche nei comuni limitrofi, per una grande festa che vuole coinvolgere soprattutto i giovani, per infondere quei valori di solidarietà e di servizio alle comunità tipici delle Penne Nere. Perché è occasione di ritrovo, di amicizie, soprattutto adesso dove stiamo lavorando parecchio con i giovani per coinvolgerli in quelle che sono le esperienze nostre, ma soprattutto per tramandare quello che sono i valori fondamentali che ci spingono ad andare sempre avanti. Quest'anno con un'occasione in più, a Belluno torna il campo scuola. Si svolgerà nella località Valmorel, in comune di Limana, e ci saranno 30 partecipanti. Andremo a vedere il Vajont, andremo a vedere la caserma Salsa, andremo a vedere la caserma dei Vigili del Fuoco e il Museo del Settimo. Oltre a questo ci sarà la partecipazione di tutte le nostre squadre di protezione civile che potranno spiegare cosa fanno, come lo fanno e magari coinvolgere anche i ragazzi in queste iniziative. Siamo in chiusura, come sempre sigla e previsioni del tempo. Grazie per essere stati con noi, buona serata.